Allora, durante il nostro percorso abbiamo la fortuna di incontrare degli amici simpatici, in questo caso dei professionisti. Uno di loro è qui con noi, Calandra e Calandra, con ormai la simpatica lo Scecco, conosciuto un po' in tutto il mondo, fotografato, iperfotografato. E allora ha una sua vita, una sua pagina, quindi quanti volessero seguirlo basta andare su Facebook, Lu Sciccareddo, @Lu Sciccareddo. E quindi lo troviamo tranquillamente senza problemi. Usavo lo spicchio d'aglia sopra la tovaglia, lo spicchio d'aglia ora non c'è più, l'avevo posato vicino alla bottiglia d'olio, lo spicchio d'aglia ora non c'è più. Tra poco inizieranno a suonare qui proprio nella via 12 novembre, che è il sito dove si trova l'antica macelleria di Raimondo Canzone. Cerca l'aglia, tagliamo in sola paglia, sa trovare la voglia, ma spicchio non ce n'è. Con Raimondo Canzone una sensazione a caldo per questa 13ª sagra della salsiccia. Allora, guarda Filippo, non ti posso dire che sensazione sto provando oggi, perché al di là del fatto sono tutti amici che mi stanno venendo a trovare. Questo di qua mi aiuta proprio ad andare avanti, perché tu vedi, gli amici non sono clienti, qua sono una massa di amici che vengono a trovare Raimondo e ci divertiamo per tutta la sagra. Bello, e questo è bellissimo, perché è proprio il senso, non soltanto il commercio ma anche l'affidabilità, la credibilità. Io vado da Raimondo, ho un prodotto sicuro, genuino e sicuramente di alta qualità. Guarda, oggi la qualità mi ha aiutato tantissimo, è stato alla base di tutto quello che noi nel nostro piccolo, io e i ragazzi che lavorano con me, Maurizio, Gaetano, Salvatore, tutta l'equipe che voi vedete fuori. Abbiamo sentito proprio l'umore dello staff fuori, sono veramente dei ragazzi in gamba. Sì, ragazzi veramente che lo fanno col cuore, che se non ci fossero loro sarebbe un'impresa ardua da superare. Filippo, cosa dire? Devo ringraziare tutti gli amici che sono venuti a trovarmi, questi amici che vedete fuori, Calandra e Calandra, Gioacchino Comparetto, che condividiamo un progetto di portare la Sicilia in giro per l'Europa. La sagra è oggi, ma da domani noi vi aspettiamo a Caccamo. Vi aspettiamo a Caccamo per farvi conoscere ancora di più la nostra bella Caccamo con calma, dove io vi ospito per fare delle degustazioni e sarete ospiti miei per girare il nostro paese. Parliamo del vostro nuovo video, giusto 2 minuti. Allora, dove lo possiamo trovare? Allora, dal 30 di dicembre, perché questa sarà la data ufficiale della presentazione, su YouTube, sul nostro canale YouTube Calandra e Calandra, Non vi ulura, si chiama così il brano, è una serenata che abbiamo scritta noi e abbiamo voluto portare un po' di romanticismo classico siciliano, perché credo che oggi ce ne sia sempre più bisogno, perché si sono perse tantissime tradizioni, tantissime cose di valore. Quindi dal 30 di dicembre su YouTube Non vi ulura, Calandra e Calandra. Abbiamo casualmente anche qui con noi Alfredo Gilet, che è poi uno dei protagonisti del video, e quindi contiamo anche attraverso lui, e Giusy Marasà, che sarà anche lei la protagonista del video, una bellissima ragazza palermitana. Fra l'altro ci saranno anche Lollo Franco, il famosissimo attore, e Rory Quattrocchi, che impersoneranno loro da adulti. Quindi noi puntiamo anche con molta ironia, perché spesso amiamo anche prenderci in giro e far vedere le cose belle, gli usi, i costumi della nostra terra. L'ironia è un'arte e voi siete davvero bravissimi, così è un modo per scrollarci questo stereotipo purtroppo che abbiamo un po' alle spalle, e l'unico modo per farlo è proprio l'arte, la cultura, la musica e soprattutto questa sicilianità che voi espletate in tutto il mondo.